Eder, Mech, Pallister. Dalle 9:12 alle 12:10 il suo telefonino risulta spento, privo di traffico telefonico e telematico e, ripeto ancora una volta, è successo soltanto in quella mattina, 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 perché poi nel pomeriggio quando va nel laboratorio il telefonino produce traffico telematico, perché poi nel pomeriggio quando va nel laboratorio il telefonino produce traffico telematico ed è successo un'altra volta soltanto il 12 di dicembre. Il telefonino prendeva... Come mai, altra anomalia del 14 dicembre, il suo telefono quella mattina risulterà per ben 3 ore spento? Ma guarda, questo te lo posso dire perché qua gli inquirenti, la questura sono venuti decine e decine di volte e indubbiamente all'interno dello studio c'è poco campo. Ah, quindi il suo telefono non era spento? No, non ho mai tenuto spento io, assolutamente. Me lo spieghi lei, cioè io ho il telefono lì, non a campo, risulta spento. Però l'anomalia del telefono che non prende in quel luogo si verificherebbe quasi solo quella mattina, quindi poiché non crediamo che abbiano costruito un muro di cemento armato la notte prima, è una cosa strana. Punti di vista quindi inconciliabili, quelli di Nicodemo Gentile e di Sebastiano. Per Nicodemo il telefono non prende solo quel giorno, per Sebastiano c'è poco campo, ma se c'è poco campo c'è sempre. In realtà con poco campo il telefono può prendere e non prendere, quindi continuamente collegarsi alla cella e disconnettersi. È una cosa ben diversa da avere un telefono spento, ma in ogni caso questo è un dettaglio che può essere tecnicamente appurato al 100%, quindi noi sapremo in questo caso chi sta dicendo la verità. Altro discorso, quello relativo alla conversazione del 27 maggio, che a causa di un errore di chi gestiva le playlist del mio canale per un'ora fu pubblicata e poi subito rimossa. Alcune persone l'hanno scaricata, ok, avevano giustamente il potere di farlo visto che si sono trovati il video per un'ora visibile, ma nessuno ha il diritto di pubblicare. Ovviamente chi farà girare quell'audio sarà segnalato per violazione di copyright, cosa che è già stata fatta in questo momento verso almeno altri 2 canali. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.